Questo tappeto di 300 metri che parte da qui, che è l'ingresso, e finisce alla chiesa madre, quest'anno è dedicato al tema del giubileo e della pace. Infatti il nostro tema è Pellegrini Speranza e il nostro motto è La pace è un fiore. Abbiamo cercato di dare un'impronta molto fresca e anche colorata, abbinata quindi a questo tema della pace. Abbiamo creato tanti spettri colorati e tanti arcobaleni. Considerato che questo è un anno giubilare, è un anno importante e particolare, abbiamo anche voluto dedicare uno spazio a Papa Francesco con tante sue citazioni che hanno realizzato tanti ragazzi, al suo grande lavoro di opera disseminatore di pace. Questa è una cosa a cui tenevamo molto. Quanti fiori sono stati utilizzati e che tipo di fiori? Il conteggio esatto non lo so, però siamo sui 50.000 fiori, forse un po' di più a seconda delle varietà. Noi utilizziamo gerbere, utilizziamo crisantemini, garofani, lisianthus, nebbiolina, anche delle specie vegetali spontanee come la ginestra, l'infiorescenza del fiore di canna, il rosmarino che fa parte della nostra tradizione, perché come sappiamo in tanti paesi del Mediterraneo, nel Corpus Domini, in questa occasione si usa decorare le strade con il rosmarino, la ginestra e i fiori di campo. È una cosa che... E poi c'è il lavoro dei quadri, abbiamo visto anche tanti giovani artisti quest'anno. Esatto. I quadri a graniglia, per chi non sapesse, lo spiego, perché queste icone che vediamo incastonate nel tappeto di fiori sono realizzate anzitempo, sono realizzate prima su pannelli di legno con un materiale che si chiama graniglia di quarzo, graniglia di marmo. Viene appunto una polverina minerale che viene colorata con degli ossidi e si sparge proprio come se fosse sale. E questo è un lavoro molto minuzioso, particolarmente complicato a volte da affrontare a seconda del soggetto, però che può essere fatto in anticipo rispetto all'infiorata. Questo ha consentito anche di coinvolgere più persone quest'anno in quest'opera di icone a graniglia, e siamo contentissimi di aver coinvolto soprattutto ragazzi. Alla loro prima esperienza hanno fatto dei lavori meravigliosi, speriamo che diventeranno sempre più partecipi di questa manifestazione perché sono indiscutibilmente il nostro futuro. Teniamo tantissimo alla partecipazione anche degli amatori, perché a volte anche nelle infiorate rionali qualche visitatore ci chiede di provare e noi siamo sempre molto accoglienti in questo, non lasciamo indietro nessuno e vogliamo che tutti provino, si innamorino dell'infiorata e ci vengano a trovare, a conoscerci.